Fare le elezioni il 17 significa non far votare 50.000 alpini, 30.000 alpini, 40.000 alpini. Vuol dire togliere il diritto democratico del voto a queste persone. Non usa mezzi termini il presidente della regione Veneto Luca Zaia parlando dell'ipotetica data per l'Election Day il 17 maggio 2015 a margine del tradizionale incontro dei saluti e bilancio di Natale. Una scelta, quella del governo, sconsiderata e poco attenta, dice, che va a minare un diritto che è quello di poter votare. Un timore, quello del presidente Zaia, sottolineato anche dal presidente nazionale dell'ANA Sebastiano Favero. L'Aquila non è a portata di mano. Sembra che sia un giorno solo, tra l'altro, di voto. Se è un giorno solo credo che sia praticamente difficilissimo per gli alpini poter votare. Un presidente Zaia a ruota libera. Tra le principali preoccupazioni rimane il lavoro e i circa 200.000 disoccupati della regione, per i quali ora si potrebbe aprire uno spiraglio grazie ad un piano straordinario per l'occupazione, nel quale andranno 760 milioni di euro di fondi europei. Le linee di investimento saranno sugli over 50, quindi chi avrà più di 50 anni, la fuga di cervelli, quindi i giovani, e poi ovviamente le imprese, l'aiuto alle imprese che è fondamentale. Ci sono poi 105 ettari di Porto Marghera da recuperare, frutto di un accordo con Eni e che la regione con il comune gestirà attraverso una società. Ci sono gli investimenti a tutela del dissesto idrogeologico con il bacino di contenimento di Caldogno e il ricordo di Zaia vale 4 vittime della tragedia di Refrontolo. Sulla questione dipendente le province accusa il governo, ma aggiunge anche che è stato attivato un tavolo regionale, primo appuntamento il 12 gennaio. Sull'accorpamento delle regioni si dice d'accordo, ma no ad una regione denominata Roma Capitale come paventato. Altro grande tema la sicurezza, dove il governatore Zaia vede bene l'esercito in strada, glissa invece sul tema caldo delle elezioni. Nel rispetto dei veneti è bene che il sottoscritto lavori e non perda il tempo a fare comizi, dopodiché i veneti sapranno valutare e scegliere quale sarà per loro il presidente migliore, però è fondamentale dire che perdere tempo a comizi, a segreterie politiche e in beghe del genere non si porta a casa nulla per i veneti. E alla sua avversaria elettorale Alessandra Moretti manda gli auguri. Gli auguri, certo, Alessandra Moretti è una veneta, quindi auguri di buon Natale anche a lei e buon anno.